I carabinieri del centro anticrimine Natura di Agrigento, con il supporto del personale dell'ARPA, hanno concluso un'attività di ispezione e controllo delegata dalla Procura della Repubblica di Agrigento nei confronti di alcuni impianti di produzione di calcestruzzo della provincia. L'attività si è conclusa con la denuncia in stato di libertà operata a carico di 2 titolari di impianti dove sono state riscontrate irregolarità in maniera della gestione dei rifiuti derivati dalla lavorazione dei conglomerati. Quindi sono state elevate dai militari dell'Arma sanzioni amministrative per circa 2.000 euro per la mancanza dei registri di carico e scarico. E intanto, sempre ieri a Ribera, un cittadino della città crispina ha chiamato i carabinieri della locale tenenza dopo aver rinvenuto 3 carcasse di cani meticci in contrada Magone. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma, giungeva anche il medico veterinario dell'ASP 1, distretto di Ribera, che rilevava segni di avvelenamento e l'assenza di microchip sui cani. Si procedeva inoltre ai prelievi biologici sulle carcasse da inviare successivamente all'Istituto Zooprofilattico di Palermo per le analisi di laboratorio, i cui esiti potranno fornire qualche indizio ai carabinieri di Ribera per individuare i responsabili di tali maltrattamenti.